Leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Facciamo un applauso anche dai nostri ragazzi. Abbiamo una platea di giovani, Conte, e sicuramente molto anche sensibili rispetto al tema mediorientale. Voi avete in programma questa importante manifestazione del 7 giugno. Le chiedo, avviene però il giorno prima del referendum, saremmo in silenzio elettorale. Come riuscirete a non violarlo da questo punto di vista? Perché molti hanno letto questa idea di fare la manifestazione il giorno prima del referendum un po' anche come una chiamata al voto. Guardi, questa manifestazione andava fatta e ovviamente non abbiamo avuto grandi possibilità tra vari impegni istituzionali vari. È stata fatta quel giorno, siamo in silenzio elettorale, io personalmente non l'ho mai violato e non lo violerò, ma sicuramente ne approfittiamo adesso per ricordare ai nostri giovani e a tutti i telespettatori che si vota per 5 quesiti referendari. Ed è importante partecipare a questo voto, è importante perché la democrazia si alimenta di un dibattito pubblico e dell'esercizio ovviamente dei diritti politici da parte di tutti. E questa è un'occasione importante. I giovani soffrono molto per l'ingresso nel mondo del lavoro, per rapporti di lavoro sempre più precari, per stage non retribuiti, sono costretti ad andare all'estero dove guadagnano mediamente 3, anche 4 volte, 5 volte più che in Italia, e ovviamente di fronte a quesiti che affrontano complessivamente anche il mondo del lavoro, dalla sicurezza al precariato ai licenziamenti illegittimi, con diciamo delle soluzioni chiare che questo governo peraltro non vuole neppure discutere, capite che rimanere a casa diventa veramente una grande occasione persa di democrazia. Adesso ci arriviamo ovviamente ai vari punti del referendum, però vorrei un attimo restare sulla manifestazione di sabato, perché 2 settimane fa il risultato delle amministrative, in particolare a Genova, ma non solo, sembrava in qualche modo dare voce e luce a un'esperienza di campo progressista importante, unitario, che però nell'arco di 48 ore con questa manifestazione si è nuovamente spaccato. Allora le chiedo se comunque è aperto l'invito per chi invece manifesterà il 6, Azione Italia Viva, a partecipare anche alla vostra manifestazione del 7, perché non avete voluto introdurre, questa è la critica che vi muovono, anche una condanna chiara ad Hamas, ai fatti del 7 ottobre nella piattaforma, non avete voluto introdurre una condanna all'antisemitismo? Ma guardi, questa manifestazione nasce da un'iniziativa parlamentare congiunta e che ha dato vita a una mozione unitaria per dire stop a questo massacro sistematico. Io lo definisco a questo punto genocidio, non c'è altra parola, guardi, anche in accordo alle convenzioni internazionali. E abbiamo, in quella mozione c'è tutta una serie di misure concrete, perché spesso ci viene detto: ma voi cosa proponete di concreto? L'Italia non può fare nulla. No, l'Italia si è astenuta per 3 volte alle Nazioni Unite, quando si trattava di condannare questo governo criminale di Netanyahu. L'Italia ha balbettato e non è stata dalla parte giusta quando si è trattato di votare la revisione dell'accordo Unione Europea-Israele. L'Italia adesso lascia rinnovare un memorandum per la cooperazione, pensate, militare con Israele. L'Italia in tutte le occasioni in cui doveva condannare è stata in silenzio balbettante. E l'Italia poteva farsi promotrice, lei per prima, di un totale embargo alle armi e alla fornitura militare a Israele. Si dice: ma tanto se gli Stati Uniti continuano a offrire copertura politica e militare a Israele non cambia nulla. No, cambia molto. Perché se l'Unione Europea, spinta dall'Italia, si fosse mossa in questa direzione, se Meloni si fosse mossa in questa direzione, avremmo dato un segnale politico forte e anche concreto. Ecco, per tutte queste ragioni noi abbiamo lanciato questa piattaforma, è aperta a tutti. Se qualcuno condivide, guardate che Hamas io per primo l'ho condannata subito
più volte, il 7 ottobre è un massacro orribile compiuto da una formazione terroristica che non ha nulla a che vedere con il diritto dei palestinesi innocenti di vivere liberamente sulla loro terra. Chiariamolo ancora una volta per tutte. E poi dall'altra parte lei sottolineava come l'Italia, anche rispetto a come timidamente, forse in ritardo, si sta muovendo l'Europa sulla questione mediorientale, non è parte di quel gruppo che per esempio stanno discutendo della possibilità di far affidamento all'articolo 2 dell'accordo di associazione che prevede l'interruzione dei rapporti nel caso di violazione dei diritti umani. C'è invece un altro fronte sempre internazionale su cui l'Italia, guidata da Giorgia Meloni, è più in sintonia, sembrerebbe, con gli altri paesi europei. Ieri anche l'incontro con Macron è stato in qualche modo ribadito il sostegno all'Ucraina. Allora, le vorrei chiedere, sono state da questo punto di vista delle settimane molto importanti sul fronte ucraino, con un dialogo che si è avviato ma dove mancava l'altra parte. Lei che ha sempre definito bellicisti i leader europei, non le sembra che però abbiamo avuto la dimostrazione in queste ultime settimane che sia la Russia di fatto a non volere un accordo e non il contrario? Ma guardi, la situazione è molto complessa. Nessuno ha mai detto che Putin voleva lì assolutamente sottoscrivere un accordo di pace favorevole all'Ucraina. C'era da negoziare duramente, lo sapevamo, e faticosamente. Tanto più che quando ci sono 3 anni di guerra intensa, chi poi vince sul campo o comunque conquista un vantaggio sul campo non è disposto ovviamente a cedere facilmente sulle condizioni e i termini di un accordo negoziale. Il tema è un altro. Il tema è che abbiamo avuto una serie di come dire, prospettive molto vantaggiose che ci sono state dette, che potevamo scommettere sulla vittoria militare sulla Russia, come ha fatto Meloni e tanti leader europei, ovviamente seguendo Washington, Biden e Johnson, allora il cancelliere del Regno Unito. Questa strategia è stata fallimentare. Ci hanno detto che crollava l'economia russa e non è vero, perché è cresciuta. Ci hanno detto che c'era un cambio di regime imminente e sarebbe stato spodestato Putin. Hanno fatto tutta una serie di previsioni che si sono rivelate fallimentari. Anche le sanzioni economiche e finanziarie, che io ho sottoscritto assolutamente, abbiamo sottoscritto, non hanno funzionato. Di fronte a questo forse avrebbe funzionato meglio da subito accettare una svolta negoziale e lavorare in quella direzione, non buttar via da questa prospettiva di mediazione, ad esempio, la Cina, che si era offerta ed è un partner importante anche per convincere la Russia. Si è pensato di contrastare sul piano militare la Russia e di aver buon gioco. Sono previsioni fallimentari. Oggi lei dice: ma guardi che abbiamo la prova provata che Putin non vuole sottoscrivere un negoziato. Sì, ho capito, ma voglio dire, nessuno ha pensato che fosse una passeggiata e sicuramente, questo è incontrovertibile, se ci fossimo seduti e con la comunità internazionale a convincere russi e ucraini a sottoscrivere un accordo a caldo, quando c'è stata una finestra e gli stessi caponegoziatori ucraini hanno detto che il problema vero lì, in quel caso, è sempre stato il fatto che l'Ucraina non entrasse nella NATO. Questo è il vero problema. Sicuramente adesso avremo concluso il negoziato a condizioni più favorevoli per l'Ucraina. Conte sa meglio di me che l'accordo del 2022, per esempio, prevedeva di ridurre a 80.000 uomini gli effettivi ucraini, che al momento sono 1 milione e già fanno difficoltà, prevedeva tutta una serie di cessioni a livello di demilitarizzazione completo del paese, prevedeva, guardi, insomma, è un accordo diverso, però parliamo dell'oggi. Ascolti, lei esprime la sua opinione personale, io non ho espresso un'opinione personale. Io, se vuole, le riporto per filo e per segno le parole del capo negoziatore ucraino dello stesso partito di Zelensky, il quale ha detto: stavamo concludendo l'accordo, si è precipitato Johnson e ci hanno detto da parte di Washington, Londra ci ha detto: proseguite, vi appoggeremo e vinceremo la guerra. Lo ha detto il capo negoziatore ucraino, non io. Poi ognuno ha le sue opinioni, prego.
no, va bene, sono diciamo i contenuti dell'accordo e Zelensky ha detto che non è per quello che non ha firmato, ma non parliamo del passato, parliamo del presente perché credo che sia insomma questa la cosa più importante. Secondo lei ulteriori sanzioni nei confronti della Russia possono in questo momento aiutare per far sedere Putin sul tavolo del negoziato o no? Guardi, sicuramente questo è un momento in cui se la comunità internazionale tutta e quindi non affidare solo a Trump come dire, il ruolo di mediatore. Noi avremmo dovuto giocare un'altra partita, adesso è un po' difficile perché siamo quelli che hanno spinto e hanno prospettato addirittura all'Ucraina di entrare nella NATO, quindi creando ancora più tensione. Adesso siamo quelli che stanno dicendo che la Russia ci invaderà e quindi stiamo facendo un piano di riarmo. Cioè non siamo certo in Europa nella condizione migliore per svolgere un ruolo di mediazione, ma dobbiamo esserci per tutelare quanto più possibile le ragioni dell'Ucraina. Sicuramente possiamo avvantaggiarci di altri mediatori. Io non avrei mai escluso la Cina, perché la Cina ha un'influenza incredibile sulla Russia e anzi in questi anni abbiamo spinto la Russia nelle braccia a stringere accordi sempre più stretti, commerciali, politici con la Cina e questo non credo sia nell'interesse anche nostro dell'Unione Europea. I paesi dei BRICS sono cresciuti, sono arrivati a 10, ci sono nuovi partner che vogliono entrare. Insomma, di là è cresciuto un mondo, non ce ne siamo accorti. Pensavamo di isolare la Russia e Putin, ma la cosa non ha funzionato. In questo momento dobbiamo essere tutti concentrati e non le saprei dire cosa può funzionare per concludere un negoziato. Probabilmente non è il modo migliore per presentarsi ad Istanbul per un negoziato, compiere un'operazione che è stata fatta l'altro giorno, quella di andare a distruggere 40-41 aerei, diciamo, nella lontana Siberia. Però chiaramente siamo in guerra, è un'azione militare, quindi probabilmente si rivelerà invece, a dispetto di quello della mia opinione personale, si rivelerà vincente per costringere la Russia a negoziare. È un momento difficile, possiamo fare previsioni, ma sono previsioni francamente che lasciano il tempo che trovano. Vorrei appunto adesso invece passare, come lo ricordava anche lei, all'importanza del voto dell'8 e del 9 giugno, da destra anche rispetto alla posizione di Meloni, che lo ricordiamo ha detto andrò ai seggi ma non ritirerò le schede, che quindi vuol dire di fatto non votare, astenersi. Ricordano come anche nel vostro ambito, prendono ad esempio il referendum sulla giustizia del 2022, in qualche modo c'è stato in passato lo stesso tipo di utilizzo dell'astensione come arma politica sul referendum. Perché invece è così forte la critica nei confronti del centrodestra adesso su questo? Ma guardi, io parlo per me, parlo per questo nuovo corso, io dico la partecipazione è importante per la democrazia, lo dicevo prima, c'è anche l'astensione, ma l'astensione significa che vai a votare, prendi la scheda e semmai la lasci in bianco o addirittura scrivi un concetto di protesta, se vuoi protestare contro qualcuno, qualcosa, contro lo Stato, contro la galassia. Ma il fatto di andare lì, un Presidente del Consiglio, francamente a mia memoria non ricordo che un Presidente del Consiglio abbia detto io vado lì, prendo la scheda, non ritiro la scheda e me ne vado a casa. C'è chi ha detto, scusa, non vai da a votare, Presidente del allora? Consiglio, infatti c'è chi ha detto non vado a votare, è andata al mare. Ma non vai neppure a votare? Ma è un imbroglio, dico. Ma io voglio dire, se fossi un elettore che ha votato Meloni, mi sentirei ancora una volta imbrogliato. Perché che cosa mi sta suggerendo? Dovrei fare come lei, dovrei andare, fare la fila, dovrei presentarmi e dire no, guardate, non ritiro la scheda, vado a casa. Ma cos'è? Un imbroglio? Ne ha fatti tanti e ne sta facendo tanti. Gli elettori credo che siano anche quelli che hanno votato, almeno alcuni si stanno ravvedendo. Perché voglio dire, è l'ennesimo imbroglio. Dice che vuole abbassare le tasse e invece poi le aumenta alle famiglie e grazie alle banche con gli extra profitti. Dice che vuole aumentare il potere reale e il potere d'acquisto e quindi i salari degli italiani e di fatto invece li ha aumentati solo i ministri. Dice che vuole premiare la meritocrazia e di fatto poi che cosa fa? La sua meritocrazia sono amici e amichetti anche incompetenti che vengono messi in posti chiave.
dice che vuole assolutamente risolvere il problema dell'immigrazione col blocco navale, ma di fatto gli sbarchi sono aumentati e stiamo sprecando soldi in Albania. Dice tante cose, dice soprattutto, guardi, c'è un elemento di fondo. Ha convinto gli italiani che lei avrebbe con coerenza, forza, determinazione tutelato l'interesse nazionale. Scusate, ma quando ha tutelato l'interesse nazionale? Vorrei capire in quale frangente nel contesto europeo internazionale significativo ha tutelato l'interesse nazionale. Ha sottoscritto un patto di stabilità che taglia 13 miliardi sulla sanità, scuola, sugli investimenti per quanto riguarda le politiche del lavoro, quelle che servono ai nostri giovani che sono da lei al Teatro dal Verme. È andata a Washington da ultimo, ha promesso l'acquisto di armi e gas americano che è molto costoso. In contropartita ha detto farò la pontiera tra Unione Europea e Washington. Questo ponte non si è visto. Chiaramente la questione dei dazi la stanno trattando a Bruxelles con la Commissione Europea. Lei addirittura aveva detto no, ma vedrete che Trump verrà a farci visita, quasi fosse una contropartita. Di questa visita non se ne parla più. Ancora non si è vista. E invece ha sottoscritto quello che certo ha rubato il futuro ai giovani che sono in sala. Perché nel momento stesso in cui ritorni in Europa, dove aver sottoscritto il patto di stabilità e chiedi lo scorporo degli investimenti solo militari, 800 miliardi che servono come il pane per tutelare il futuro dei nostri giovani, dici che li spenderete per riarmare soprattutto la Germania e chi se lo può permettere, tu distruggi non solo l'Europa ma il futuro dei nostri giovani. Parlando di giovani, Conte, io le vorrei far vedere, lei ha detto che lei personalmente voterà sì al quesito sulla cittadinanza e ovviamente ha lasciato però libertà di scelta su questo. Tuttavia i ragazzi del liceo Bercea hanno una domanda da farle rispetto proprio alla questione della cittadinanza, la andiamo a vedere insieme. E la domanda è: perché non vi unite sullo Ius Italia? Ricordiamo, è la proposta di Forza Italia proprio per cercare di dare la cittadinanza dopo un ciclo di studi con un tempo più breve. Almeno, dicono i studenti, potrebbe essere un primo passo unirsi su quello. Vorrei dire agli studenti del liceo Bercea che sono assolutamente d'accordo e devono sapere che noi come Movimento 5 Stelle già nelle scorse legislature e ancora in questa abbiamo presentato una nostra proposta proprio sulle Iuscole. È un nostro cavallo di battaglia. Perché è un nostro cavallo di battaglia? Perché vedete, se ci sono dei migranti che vengono in Italia, dare la cittadinanza solo per qualche anno trascorso nel nostro paese, senza che ci sia un processo di integrazione, forse non è la soluzione migliore, mentre invece la scuola, e basta secondo noi un ciclo scolastico intero, con profitto, ci dà la possibilità, offre la possibilità ai migranti e ai giovani migranti o anche agli adulti di poter conoscere il nostro patrimonio culturale, di poter conoscere la nostra Costituzione, di poter entrare in questo contesto sociale, culturale e potersi integrare meglio. Ecco perché secondo me lo Ius Scholae che noi proponiamo da tempo è la soluzione. E avete ragione, bisogna riconoscerlo. Forza Italia, pur essendo in maggioranza, una maggioranza che fa solo propaganda sul piano della gestione dei flussi migratori, ma poi come vedete non offre soluzioni, perché il blocco navale è stata una cosa ridicola, buona solo a catturare voti. Oggi la maggioranza poteva effettivamente ritrovarsi con una parte della maggioranza, Forza Italia, a ritrovarsi con noi. Questo quesito referendario, lo dico francamente, a me non è piaciuto, lo ritengo una fuga in avanti, perché offre soltanto la possibilità di dimezzare i tempi per l'acquisto della cittadinanza da 10 a 5, ma dietro non c'è nessun processo di integrazione, dietro non c'è nessun reale, come dire, percorso per poter accogliere anche dal punto di vista di un'integrazione culturale i migranti. E allora io dico non l'avrei proposto, lo ripeto, perché secondo me se dovesse andare male ci allontana ancora la prospettiva temporale di una soluzione concreta e necessaria. Ecco perché a titolo personale voto sì, ma non lo ritengo la migliore soluzione.
Conte, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, però 30 secondi sull'ultima notizia di cronaca gliela devo fare rispetto ai 5 Stelle, con Grillo intenzionato a fare causa per riprendersi il simbolo. Siete preoccupati? Come insomma, vive questa nuova battaglia legale da parte del fondatore? Ma no, guardi, non è una questione più che riguarda me. Io mi occupo di politica, le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati, che sono affidabilissimi e sin qui con me non hanno mai perso una causa. Chiarissimo, grazie a Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle. Grazie.